La dendolatria, ovvero il culto degli alberi, ha svolto un ruolo molto significativo nelle religioni di svariate società. Sovente agli alberi sono stati accostati spiriti o divinità, attribuendogli in particolar modo una visione di fertilità, crescita e rinascita. In Italia tale devozione è resa emblematica dal così chiamato Noce di Benevento, un antico albero che ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo religioso e sociale di quell'area della penisola. Storicamente, in epoca romana, nella zona di Benevento, fu presente un breve ma intenso proliferare del culto della dea Iside, padrona della magia, tanto che l'imperatore Domiziano fece erigere un tempio in suo onore. Questa dea assunse in contemporanea un triplice aspetto, venendo indicata al contempo come Ecate, divinità infernale, e Diana, che benediceva la caccia. Da questo tre in una, alcuni storici hanno persino pensato che si possano essere sviluppate le radici dello stesso paganesimo, e non per caso, a Benevento, la parola Ianara, ovvero strega, potrebbe derivare da Dianara, che significa sacerdotessa di Diana. Le Ianare avranno un ruolo importante nella storia del Noce e più avanti si capirà meglio. Le leggende sulle presunte streghe che adorano l'albero sacro sarebbero fatte risalire, stando al saggio De Nuce Maga Beneventana, scritto dal protomedico Piperno, a un rituale svolto dai Longobardi nel VII secolo. Essi infatti, pur convertitisi al cattolicesimo ufficialmente, non mancavano di praticare culti men che meno cristiani, come per esempio l'adorazione della vipera d'oro, un possibile rimasuglio del culto sopracitato di Iside, che era la dominatrice dei serpenti, e la devozione degli alberi. Avevano l'abitudine di recarsi presso il fiume sabato e celebrare una cerimonia in onore di Odino. Dopo aver appeso ai rami una pelle di caprone, i guerrieri cavalcavano attorno al tronco, colpendola con le lance per strapparne dei brani che infine mangiavano, compiendo così un pasto rituale noto con il nome di sparagmos, che permetteva loro di unirsi alla divinità. Niente di diverso dalla comunione odierna, a ben vedere. Inutile dire che ciò non fu molto gradito ai cristiani, che vedevano in questi atteggiamenti una minaccia alla loro egemonia religiosa. Il sacerdote Barbato in particolare fu estremamente critico nei confronti dei Longobardi, minacciandoli di idolatria. Fu lui stesso, a detta della leggenda, che però non collima con i dati storici, ad abbattere l'albero sacro e a farvi edificare sopra la chiesa di Santa Maria in Voto. È però innegabile che le ritualità di ceppo nordico trasportate dai Longobardi in Italia furono l'archetipo dal quale si creò l'immaginario collettivo delle streghe e dei loro balli blasfemi. Il caprone, le danze sfrenate, l'adorazione di un dio straniero sono tutti tasselli che alla fine composero il mosaico dei sabba demoniaci. Cosa facevano queste streghe? Ciò che di solito fanno le fattucchiere: si denudavano, banchettavano, perpetravano orge con demoni sotto forma di gatti e caproni, chiamati non a caso giochi di Diana, si ungevano con unguenti magici e spiccavano il volo sulle scope, seminando il terrore per le contrade. Fra i loro divertimenti spietati c'era il provocare aborti o far nascere neonati deformi, sedersi sul petto dei dormienti per angosciarli con orribili visioni, oppure si dilettavano in un sadico gioco nel quale la strega che rapiva e gettava nel fuoco più fanciulli vinceva. Forse vi starete domandando se l'albero di noce sia stato scelto a caso oppure abbia un suo significato. Come spiegato, in origine l'adorazione di questa pianta era indirizzata dai Longobardi verso il dio Odino, il padre degli dei. Nella mitologia romana, però, tale ruolo appartiene a Giove e il termine Iovis glans, letteralmente le ghiande di Giove, si riferiva alle noci, con un chiaro rapporto agli attributi maschili. Per questo motivo erano considerate afrodisiache e venivano consumate durante i banchetti nuziali insieme alle focacce. È del tutto possibile, quindi, che i Longobardi abbiano sovrapposto il loro dio principale a quello romano, adorando l'albero a lui dedicato.